Innanzitutto è una vittoria importante del gruppo, poi alla fine è venuto anche il mio assist e diciamo secondo me è stato più bravo Leonardo che altro, perché comunque non era proprio un cross molto alto, è stato un cross basso, l'ho visto che si era sganciato dal difensore dietro e lui è stato bravo a stopparla bene e fare gol. Mancano ancora tante, troppe partite, però la strada è quella, noi dobbiamo pensare partita per partita, a fare sempre 3 punti in casa e fuori, tutte le partite. E penso che sia ancora lunga per parlare di fuga, ecco. Ripeto, dobbiamo pensare a noi, penso che tutto dipenderà dal nostro cammino, non dal cammino delle altre. Se noi continuiamo a fare così è difficile riprenderci. Io di ruolo sono un terzino sinistro e diciamo che se il mister poi mi usa anche come esterno alto per comunque anche difendere il risultato, a me va benissimo, basta che comunque riesco a entrare quando sono in panchina, a me fa piacere. Ma io continuo sempre a lavorare come sto facendo e ovviamente quando magari ci sono più partite avvicinate ho più possibilità, questo lo so e quindi però non cambia il mio modo di allenarmi io spero sempre di giocare, spero sempre di convincere il mister a mettermi ogni sabato.